Quello che state guardando è il bottino di una banda di ladri specializzata in furti in casa. È ingente il materiale recuperato nelle basi di questi malviventi originari dell'Albania. La polizia di Padova è riuscita ad arrestare il capobanda, un 29enne, mentre gli altri due complici sono riusciti a fuggire alla cattura. 50 i furti in appartamento tra Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il bottino recuperato in alcuni covi della banda ammonta ad oltre €500.000. L'indagine è iniziata lo scorso novembre quando gli agenti padovani hanno individuato un'auto usata per compiere le razzie. Così è iniziata un'attività di pedinamento del veicolo e di analisi di dati tecnici ricavati da telecamere e lettori targhe di tutto il nord Italia che hanno permesso di accertare una decina di episodi di furti sempre ad opera di tre albanesi. I poliziotti hanno poi ricostruito i movimenti degli indagati, uno dei quali è stato bloccato dalla squadra mobile di Padova in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Milano e di Bergamo in un appartamento ad Abbiategrasso nel Milanese, nel quale sono state trovate decine di oggetti rubati, due radio ed alcuni telefoni utilizzati per tenersi in contatto con i complici. Il giovane, 29 anni, ritenuto il capobanda, già pregiudicato per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione commessi tra il 2015 e il 2017, non risultava presente in Italia, celando il suo nascondiglio anche perché irregolare. Il secondo indagato, 45 anni, è fuggito alla cattura del blitz in appartamento a Bareggio, sempre nel Milanese, dove è stata trovata la sua compagna denunciata per ricettazione. Nella casa dell'uomo, anch'esso pregiudicato per furti in abitazione, commessi nel 2012 in Italia e nel 2015 in Belgio, è stata trovata una grossa fetta della refurtiva. È sfuggito alla cattura anche il terzo componente della banda, anch'egli con precedenti per furto. La polizia l'aveva intercettato nel bergamasco, ma non l'ha trovato al momento dell'irruzione nella casa dei parenti.